chiama il veterinario, no? Il veterinario, cioè, si trova queste due signore, e una signora aveva uno un cagnolino, tipo un pinzer piccolino, e l'altro un cagnone, un alano, se lo stanno. Anzi, si può anche intervenire, alano, fa cagare, caga bene. Boh, e allora questa qua gli fa, che bel cagnolino, come mai è qua? Certo, è piccolino, però adesso mi è entrato in amore, mi scappa, mi attraversa la strada, e insomma sono qua per farlo castrare, perché se non mi scappa via mi muore, no? Che io siamo affezionatissimi. Ed ecco quel cagnone lì, e qua come è successa una roba vergognosissima. Ero lì che prendevo su per terra, no? Sì, minigonina, insomma, era che estate, caldo, però su per terra sento il cane, tututum, 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 il cane mi vede così e mi prende sopra e fa quello che deve fare. Urca miseria, cazzo, allora qua per farlo castrare? No! Sono qua per fargli tagliare le unghie che mi ha graffiato tutta la schiena. Dio,